tutti. Io direi, ecco, meglio così. Ecco, solo buongiorno a tutti, intanto scusate per il ritardo in quale iniziamo la conferenza di oggi. Solo alcune cose prima di iniziare la giornata di oggi, che come avrete letto dal programma sarà particolarmente ricca di contributi, di spunti e di riflessioni in tema di lavoro e di sviluppo. Innanzitutto alcuni ringraziamenti e permettetemi appunto di ringraziare e dare il benvenuto ai segretari regionali di CGIL, CISL e UIL. Per la verità, per la CISL, avendo ricevuto all'ultimo momento l'impossibilità di partecipare del segretario regionale Francaporto, vi sarà in rappresentanza un componente di segreteria, Giovanni Fortuni. Sono inoltre presenti il direttore del Consorzio Fidi Sviluppo Artigiano, Mario Borin. Sviluppo artigiano è il più importante per la piccola e media impresa. Sono presenti i voti dei nostri parlamentari, i nostri consiglieri regionali, i responsabili di lavoro provinciali e tutti i componenti del Forum Lavoro Veneto. Infine un ringraziamento particolare alla Federazione Provinciale di Padova, nella persona di Gianluca Gaudenzio, per l'ottimo contributo organizzativo. Arriviamo a questa seconda conferenza regionale per il lavoro mentre stiamo attraversando la crisi economica e sociale più grave dal dopoguerra. I dati ormai li conosciamo tutti: disoccupazione quasi al 10%, disoccupazione giovanile oltre il 30%, parecchie ore di cassa integrazione, moria di piccole e medie imprese. Anche qui da noi, anche qui nel Veneto, che comunque rimane tra le aree più sviluppate e dinamiche del paese, la crisi morde molto forte, con pesanti conseguenze, come tutti noi sappiamo, sul piano economico e sociale. Si va generando un clima crescente di incertezza, di sfiducia nelle istituzioni, di paura di perdere il livello di benessere raggiunto. In taluni casi ciò ha portato a crescenti fenomeni di disagio sociale, fino al drammatico epilogo di decine e decine di suicidi di piccoli imprenditori artigiani e lavoratori dipendenti. Oggi ne parleremo diffusamente a partire dalle relazioni dei nostri parlamentari che interverranno su temi specifici. Come Partito Democratico dobbiamo interrogarci per capire fino in fondo come noi, come la politica, come il Partito Democratico possa intervenire in una situazione così grave. Il Partito Democratico, peraltro, la sua parte la sta già facendo innanzitutto sul piano nazionale, nel sostegno al governo Monti a cui abbiamo dato vita per salvare il Paese. Siamo fortemente impegnati nella vicenda della riforma del mercato del lavoro con i nostri parlamentari veneti in prima fila. Oggi comunque siamo convinti che tutto ciò non sia più sufficiente e che si debba passare ad avviare presto politiche per lo sviluppo e la crescita, a interventi di forte sostegno al nostro settore industriale, alleggerendo il patto di stabilità, favorendo l'avvio di piccoli e medi cantieri, intervenendo sui pagamenti, sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione e sul credito alla piccola e media impresa. Ne parleremo oggi in maniera molto diffusa, così come affronteremo un tema nuovo, preoccupante, grave, che il nostro sistema economico e produttivo sta conoscendo in questi ultimi tempi, ovvero l'ingresso della criminalità organizzata, tema di cui ci parlerà l'onorevole Alessandro Naccarato.
Assumeremo come Forum Lavoro Veneto il contributo elaborato in un documento dal nostro Forum per Sicurezza, che si è riunito proprio l'altra sera qui a Padova con l'onorevole Laura Caradini. Sul tema poi ricordo l'ottimo lavoro del nostro gruppo consigliare, che ha formulato una proposta di legge ed ha svolto un convegno. Fuori, tra la gente comune, non tutto è antipolitica, e dentro, nella politica, non tutto è casta. Dobbiamo operare per riconquistare credibilità e fiducia e dare risposte concrete. Nel corso dell'ultimo anno, come PD del Veneto, ci siamo molto impegnati su questi temi. Sono stati costituiti forum lavoro in ogni provincia e in sede regionale. Sono stati svolti molteplici incontri con sindacati, associazioni e categorie economiche. Sono state svolte numerose iniziative sul territorio con parlamentari e consiglieri regionali per illustrare i contenuti della riforma del mercato del lavoro e i temi della crisi. Abbiamo svolto come Forum Lavoro un seminario su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, confrontandoci con operatori del settore e tecnici della prevenzione. Numerosi i nostri interventi di sostegno a tutti i livelli, anche istituzionali, ai lavoratori delle aziende in difficoltà. Siamo molto vicini ai lavoratori della Safilo, dell'Electrolux, della Filippi, per ricordare un'azienda di Padova, e di tante altre aziende che in questo momento versano in situazione di grave difficoltà. Abbiamo avviato come partito regionale Veneto un percorso sulle politiche industriali, e poi l'onorevole Andrea Martella ci riferirà sulla questione specifica di Porto Marghera. Abbiamo promosso, sempre in Veneto, sempre come PD Veneto, un convegno. L'ispiratore è stato Arcangelo Boldrini, responsabile economia del PD Veneto, un convegno su piccole e medie imprese e lavoro autonomo, presentando le proposte del PD. Oggi vogliamo fare sintesi del lavoro svolto e mettere a punto la proposta del PD per il Veneto. Al nostro partito nazionale e ai nostri dirigenti chiediamo di rivolgere maggiore attenzione a ciò che succede nel Veneto e nel Nord. Questo non per un'idea di supremazia di un'area del Paese rispetto ad altre, che sarebbe una cosa stucchevole e inutile, ma a nostro avviso non può reggere la proposta nazionale di ricostruzione del Paese se non si lancia un messaggio chiaro e forte al Nord, al Veneto, al mondo dell'impresa e del lavoro, presente nell'area più dinamica del Paese. Infine, questo vale anche per noi veneti, dobbiamo fare uno sforzo per uscire tutti insieme, come Partito Democratico, tutti insieme, da quel vecchio retaggio culturale che ci portiamo dietro, dividendoci molto spesso al nostro interno tra, la dico così, vetero sviluppisti da una parte e movimentisti sostenitori di tutti i comitati del Nord dall'altra. Dobbiamo invece trovare le forme e i modi, anche al nostro interno, referendum, consultazioni di iscritti, eccetera, per assumere decisioni condivise, chiare, sui temi dello sviluppo. Dobbiamo insomma dimostrare più coraggio per indicare la strada che certamente sia compatibile con l'ambiente e il territorio, ma al tempo stesso sia in grado di dare risposte immediate e concrete alle richieste di occupazione, lavoro e sviluppo che vengono dai nostri territori e soprattutto dai giovani. Non siamo e non saremo mai il partito del no, ma nemmeno del sì a tutti i costi. Siamo, saremo e vogliamo essere, anche in Veneto, il partito del futuro, dello sviluppo sostenibile per la buona e piena occupazione. Grazie.